Ospedale Borgo Trento, torna la paura per il Citrobacter? Beh sì, adesso ci sono stati fatti i test di routine, si sono trovati 3 neonati colonizzati, fortunatamente nessuna, al momento ci viene detto che addirittura uno dei 3 è stato dimesso, un altro si è negativizzato ma è ricoverato per altri problemi e comunque sono asintomatici, nel senso che si è trovata la colonizzazione. Si dicono che si dovranno attendere ancora dei giorni, forse una settimana, 10 giorni, per avere esattamente il ceppo di batterio che è stato trovato. E dopodiché è in corso qualsiasi verifica perché si ripresenta dopo 4 anni. Torna in Parlamento la discussione sul premierato d'autonomia, anche se il voto non è scontato prima delle europee. Nel consueto punto stampa del Presidente della Regione Veneto presentati anche il programma di una collina di libri, l'impresa di Riccardo Tocchetto, velista padovano che è riuscito nel giro del mondo. Si va nella direzione auspicata che è quella di tanto prendere atto che il nostro referendum è stato un ulteriore elemento di pungolo, di promozione dell'autonomia. Se non avessimo fatto il referendum non saremmo qui a parlare di autonomia. 2.328.000 veneti sono andati a votare per quel referendum il 22 ottobre del 2017. Dall'altro è passata al Senato, è in discussione alla Camera, quindi passerà anche la Camera, la maggioranza è sempre la stessa, e poi inizieremo a trattare per il contratto, l'intesa tra la Regione e lo Stato come è previsto dalla Costituzione. Passione libri, torna una collina di libri, nomi altisonanti. Ci sarà anche lei? No, io non ci sono, anche perché qua sono di fuori classe questi. È una collina di libri che si fa con autori di qualità internazionale, abbiamo già svelato i primi 6 nomi e direi che è un'occasione per ricordare che questa promozione di rassegne letterarie di qualità che si vanno ovviamente a coordinare con le rassegne magari minori dei territori dimostra che comunque i cittadini sono assolutamente al nostro fianco. Prova ne sia che c'è stato nella prima edizione il sold out, il tutto esaurito più che altro perché non si pagano biglietti per andare a queste presentazioni e sarà così anche con questi 6 autori che sono dei fuori classe. Fine settimana Vicenza agli Alpini? Sì, assolutamente, figuratevi, fra l'altro vi ricordo che la Regione è lo sponsor ufficiale di questa adunata e ci abbiamo creduto, l'abbiamo sostenuta nella fase di candidatura e lo sosteniamo con forza anche nella sua fase esecutiva che è quella di questa 3 giorni, ma comunque con il clou, l'evento clou che sarà domenica, sia alla partenza sarò presente che alla sfilata dei Veneti, che sarà una sfilata che penso durerà un paio d'ore e immagino che sarà anche questa la donata del secolo perché dopo la grande Treviso Vicenza so che ci stupirà.